Carissime amiche e carissimi amici, un nuovo e illustre ospite arricchisce il Museo del Calcio Siciliano di Nino Donia. Oggi abbiamo Cristiano Parisi. Cristiano Parisi, molto conosciuto sia in Sicilia e sia nella vicina Calabria e anche a livello nazionale, perché ha avuto un'importante carriera anche in Serie A, che ora magari lui ci dirà. Sì, lui sorride perché è molto umile, però ci dirà la sua carriera. Nino, finalmente abbiamo Cristiano Parisi, è un'altra soddisfazione. Un'altra ciliegina sulla torta. È una grande soddisfazione pure, Per me sì. perché oltretutto, nonostante i 41 anni che fa domani, facciamo gli auguri a Cristiano Parisi, ancora ha un fisico longilineo e ancora gioca. Però prima di parlare del presente, parliamo del passato, una lunghissima carriera. Cristiano, benvenuto al museo. Grazie, grazie. Io ho accettato con piacere l'invito del signor Nino, ci conosciamo da tanto, anche con mio padre si conosce Nino, ho detto subito sì perché Nino è una persona veramente buona, una persona appassionata di calcio e non potevo che essere presente qui al suo invito. Intanto ci tengo a precisare, ecco, sulla battuta che hai fatto tu della Serie A, che è soltanto un ricordo che ho, una maglietta che ho a casa, quando ero alla Regina, ero in rosa con la prima squadra e non feci mai presenze, panchine e quant'altro, però a fine anno per ricordo mi ha fatto piacere insomma prendere quella maglia e portarla a casa, quindi soltanto quella piccola parentesi. Però ecco. hai respirato l'aria della Serie A. Sì, sì, beh, sono stati degli anni belli, ero a Reggio con la Regina nel settore giovanile, gli anni in cui, ripeto, la Regina era passata dalla B alla A e veramente dei ricordi belli, importanti. Ho visto tanti giocatori lì allo stadio, tutte le domeniche, era sempre un piacere fare il racchettavalle, ecco, la domenica. Partiamo Quindi, dagli albori. Cristiano sì, Parisi è di sono Pace del stato... Mela, Giammoro. Quindi Sì. partiamo da Giammoro, da dove partiamo? Sì, da piccolo ho giocato con la Tirrenia, ecco, i primi passi li ho mossi lì, poi con la Filippese, con il Capo Milazzo, finché poi sono andato a Reggio con la Regina nel settore giovanile, dove ho fatto 5 anni. Poi da lì ho cominciato un po' la mia piccola carriera andando in prestito a Tortona in Serie D e poi passai all'Igea quando era in Serie D, gli anni di Barattoli, Canò, Auteri, una bella realtà anche quella. Il calcio di una volta per me rimane sempre un'altra storia, ecco. E poi da lì ho girovagato un po' dappertutto, diciamo, fra Sicilia e Calabria, Villafranca, Milazzo, Barcellona, Spadafora, Noto, Adrano, Biancavilla, Cireale, insomma l'ho girate un po' tutte. Sono stato diversi anni anche in Calabria, Roccella, San Biase, sono stato a Cittanova in Serie D, a parte gli anni a Reggio, a Praia a Mare, insomma poi sono stato anche a Taormina, quest'anno sono a Torrenova in promozione. Ed è stata come dici tu, bella per tanti versi, lunga e bella perché ho conosciuto il calcio mi ha dato la possibilità di conoscere tante persone, tanti amici, e sono stato sempre rispettato e voluto bene ovunque e altrettanto ho fatto io. E niente, questo è il bello del calcio, il bello dello sport in generale. Perché vorrei aggiungere, chi semina raccoglie, vuol dire che sei seminato bene per avere tutti questi rispetti da ovunque sei andato, perché sì, su questo... hai girato, si può dire, ogni anno girato, cambiato squadra quasi. Sì, ne ho girate tante, sì, ma stavo dicendo su questo ringrazio i miei genitori che mi hanno comunque tirato su con una certa educazione e soprattutto il rispetto verso il prossimo e quindi, ripeto, mi sono trovato sempre bene ovunque. Ho avuto il piacere di portargli delle maglie a Nino che me le aveva chieste e ne ho portate 4 in particolare che sono quelle diciamo più significative per certi versi. Ho portato quella delle squadre più rappresentative della zona che sono Milazzo e Igea. Allora, questa
Questa è Questa quella è del Milazzo, sì. la prima, E- con il simbolo, l'aquila, città di Milazzo. Poi c'è Poi quella questa, dell'Igea, qua parliamo di oltre 20 anni fa, credo. E poi c'è quella della Cireale. questa è più recente. Sì, questa è più recente, sì. Qui io avevo 35 anni quando ho giocato da Cireale. E poi quella del Biancavilla. Ho scelto queste perché, ripeto, le prime due sono le più rappresentative della zona. Milazzo e Igea hanno fatto anche la Serie C, insomma, sono le squadre più blasonate della nostra zona. Poi a Cireale perché, senza nulla togliere alle altre squadre, per me ha un sapore particolare, perché ricordo ancora l'emozione che provavo quando scendevo in campo con quella maglia. Quella è una maglia per me pesante, molto pesante. La domenica sentivi proprio quella tensione, la pressione della città addosso, proprio della tifoseria, e lì non bastava neanche un pareggio, lì il pareggio non era mai ben gradito, però quella cosa mi metteva una carica impressionante. Io quella pressione, tra virgolette, riuscivo a trasformarla, e infatti quell'anno tutte le volte che sono stato chiamato in causa ho fatto, devo dire, abbastanza bene. Poi quella del Biancavilla, ho scelto Biancavilla perché lì veramente ho lasciato degli amici incredibili, e mi sono trovato bene sia in campo che soprattutto fuori. E ancora adesso mi sento con tante persone, veramente lì ho degli amici particolari, e quindi ho voluto scegliere queste 4 maglie per questi motivi. Questa qua dell'Igea, visto che è gialla, la dedichiamo al museo di Minodonia, qua in diretta si può dire, Certo, con piacere. al museo del calcio di Minodonia, perché è veramente un onore averti qua fra noi oggi. Perché avere, No, il piacere è tutto mio. si può No, dire io non quasi lo un so. compaesano, perché Gianmoro, San Piacere è un coso, e aver fatto questa bella carriera. Poi c'era un rapporto buono con suo padre Pippo, che giocava pure a palloni. Poi il ragazzo d'oro, bravissimo E ragazzo. infatti, Si fa rispettare in tutto, sia nel campo sia fuori. Sì. Perché Grazie è amico mille. degli amici. Ah, sì. Amico sì. degli amici. aggiunge Peppino E Battaglia, non è poco. E non è Una poco. battaglia sempre presente. presente. E non è poco. Ok, Nino, con piacere. Grazie. Ecco qua. Grazie. E questa è una maglia storica, Storica, sì, maglia sì. che ha indossato. Questa è stata una grande annata per la gente che c'era fuori, innanzitutto, perché erano altri tempi, e quindi quando la domenica andavi allo stadio era veramente un piacere vederlo pieno in quel modo. E poi era una squadra incredibile quell'anno. Questi erano gli anni di Baratto, di Rigano, di Bressi, di Benedetto Granata, che c'è anche una sua maglia qua. E veramente Wow. Fiore è uno squadrone. penso quello squadrone Per avrebbe me, fatto. Io ero il più piccolino di tutti, quindi crescere con quei personaggi in quell'ambiente. Io penso era che quello squadrone avrebbe fatto figura nella Lega Pro attuale che c'è. Decisamente. Figura alla grande avrebbe fatto, perché vedere giocare per la Lega Pro non è che c'è. Sì, quella era una grossa squadra, veramente. Una delle più grosse squadre che io ho avuto il piacere di avere. L'allenatore più bravo che ti ha allenato. Qua mi metto in difficoltà. Qua mi metto in Un difficoltà. paio, dai, diciamo un paio. Guarda, mi sono trovato. Ma perché io penso ognuno ti ha trasmesso qualcosa. Possiamo fare così. Sì, ma infatti non voglio togliere nulla a nessuno, anche perché, ripeto, sono stati tanti anche gli allenatori, non solo di conseguenza alle maglie. E Auderi è stato uno degli allenatori più forti che io abbia mai avuto, veramente. Forte. Mi sono dato bene anche con Ciccio Di Gaetano a Biancavilla, allenatore che ha fatto tanti anni di professionismo, e si vedeva, in campo si vedeva. E con l'attuale mister che ho quest'anno, Ciccio Nardi, ho un rapporto umano al di là del calcio che va avanti da tanti anni. E non farmi dire altri, che sennò poi veramente Va bene. ne offenderei tanti altri di conseguenza. L'attaccante più difficile che hai marcato, che ti ha messo più in difficoltà. Uno che ho avuto dentro casa è stato Riganò, che per fortuna era compagno mio, fortuna mia, sfortuna degli altri. Io ne ricordo 2 in particolare, che erano veramente due statue. Uno era Ercolano, un
un attaccante napoletano, e poi del Martina Franca ricordo Prisciandaro. Due attaccanti veramente, due grossi attaccanti, è difficile da marcare, non ti potevi avvicinare, è inutile che ti avvicinavi perché tanto non la beccavi in nessun modo, quindi questi sono quelli che ricordo maggiormente. Hai segnato qualche gol che ti ricordi con gioia o qualche partita che è rimasta nel tuo cuore, nella tua mente? Sì, qualche gol ho avuto la fortuna di farlo, e quello tra i più belli, diciamo, ero a Troina anni fa in eccellenza, penultima partita in casa, loro erano avanti di noi di un punto, e se noi avessimo vinto, insomma, approdavamo ai playoff, ed era il compleanno di mio figlio, quindi non lo posso dimenticare mai. Abbiamo vinto 1-0, ho segnato io, e quindi è stato il regalo più bello per mio figlio, e quindi quello è quello che ricordo con maggiore gioia. Cristiano Parisi, oggi, hai detto domani hai un incontro, riprende il campionato con il Torrenova. Sì, dopo un piccolo stop. Parliamo del presente ora. Dopo un piccolo stop al solito legato a questa pandemia, domani riprendiamo, nel giorno del mio compleanno. Che dire, speriamo che... Sono 41, te lo possiamo dire. Sono 40, non li possiamo nascondere. Anche se non si vedono sono 41, dai. Questo sono 41, quindi non si possono nascondere. Giochiamo domani, speriamo di ricordare questo compleanno con piacere, speriamo di fare il risultato per la squadra. Giocare in casa? A Falcone, a Falcone. Speriamo che... Classifica attuale del Torrenova? Classifica attuale, siamo a 4 punti dalla prima. Diciamo che siamo tante squadre in pochi punti. Abbiamo fatto le ultime 4 partite, 4 vittorie. Venivamo da un periodo brutto, e quindi con queste 4 vittorie ci siamo un po' rimessi sotto, e quindi ora c'è tutto un girone di ritorno e speriamo di raccogliere il massimo. Chiudiamo con una domanda un pochino di curiosità. Per un giovane, specialmente qua del sud, della Sicilia, perché è sempre difficile emergere a livello calcistico? Tu, bene o male, ce l'hai fatta, hai dovuto fare tanti sacrifici, giustamente. Forse ora manca la voglia di fare sacrifici per emergere. Diciamo, il calcio è completamente diverso. È un'epoca diversa. Una volta noi, quando eravamo piccoli, dovevamo uscire di casa e andare a trovare altri compagni, citofonare a casa per andare a giocare tutti insieme, insomma, e avevi solo quello, e quindi quella voglia ti veniva. Adesso giustamente le attrattive sono tante, con la tecnologia che c'è, tanti bambini preferiscono stare a casa e giocare alla PlayStation o con i telefonini, anziché magari andare in giro e all'avventura, ecco. E le strutture anche. Siamo nel 2022, ma non è che la cosa da noi qui al sud sia così cambiata. Le strutture sono sempre quelle che sono, e la visibilità di conseguenza è poca rispetto magari al nord. Quindi continua a essere difficile anche per questo, secondo me. Il figlio segue le orme del papà? Sì, segue le orme del papà, sì. Lui gioca a Messina, con l'Aga Messina, dove c'è Carmelo La Spada, ecco, un altro ex giocatore anche del liceo, sì. Da 3 anni è lì, e insomma sta facendo benino, e dicono che possa avere prospettiva, e quindi vediamo, per lui, me l'auguro per lui. Ruolo? Difensore come il padre. Quindi figlio adatto, La dai. partita attaccante sempre come il padre, però poi piano piano, per caratteristiche fisiche, per tante altre cose, l'hanno arretrato e gioca dietro anche lui. Vabbè. Orino, veramente piacevole questo Una incontro. bella chiacchierata, una bella visita, con tanto piacere. No, sono Era stato- più contento se c'era pure suo padre. Verremo Un di grande nuovo. amico. Ci sarà occasione, noi siamo qua. Lo porterò a mio padre. Sarà un Contento, mi piacere. portò i maglie gloriosi. Novigea, Milazzo, Regina Stisa e poi Biancavilla, perché io la seguo pure sui giornali. Certo. Il lunedì No, mi grazie compro a i te. giornali, guardo tutte le squadre, le classifiche, e mi faccio un'idea delle squadre che ci sono in Sicilia. Grazie a te, Nino, io sono venuto, ripeto, con piacere. Avevo tanto piacere di averti nel mio museo. E tu L'arricchisci, queste maglie arricchiscono ancora Sì, di sì, più, ora già domani sono già appesi. perché arricchiscono maglie veramente
storiche Io già che hanno comincio fatto ad la essere- storia. Comincio ad essere vecchiotto, poi la parola museo un po' conferma la mia fine, diciamo. No, che c'entra, no, La no, prossima no, intervista, la prossima intervista è 50 anni. Perché ancora lui fino a 50 anni gioca al pallone. La possiamo fare? Non è una promessa. Fino a 50 anni gioca al La pallone. possiamo fare anche a maggio, a fine campionato, vediamo a fine campionato e facciamo un'altra intervista. Qua Con piacere. è solo un piacere, poi la bella Giammoro sarebbe sempre piaciuto, quindi un passo. Tantissimi auguri per domani, intervista, la trasmetteremo, andrà in onda domani che è domenica, quindi tantissimi auguri Grazie. di buon compleanno a Grazie Cristiano a voi. Parisi, è stato veramente piacevole incontrare una persona, devo dire, in gamba, come uno pensa a giocare insieme qua, Uno là, di ecco. noi, uno di uno noi. di noi, veramente. E non solo per il pallone. In gamba non solo per il pallone. E se lo dice Peppino ci dobbiamo credere, confermiamo. Grazie Vico. Uno di Non noi. c'è una Troppo persona in buono. giro che parla male, che dice questo di Cristiano, perché, non perché lo conosco io, si chiama Emilio, però persona degna d'ammirazione. Grazie Vico. E noi siamo stati veramente onorati di poterlo intervistare e di averlo qua ospite. Reciproco. Hai visto Peppino che io ti diceva, Giuseppe, ti porta a Cristiano Parisi e tu, che non conosci. Abbiamo dovuto inquadrare gli orari di lavoro Sì, no, con quelli di Cristiano. Indipendentemente Certo. degli orari, però Cristiano Parisi lo sapevo chi era. Certo, io lo sapevo di nomina, di cosa, Sì, perché sì. ho Io qualche l'ho anno in sentito. più, però Cristiano Parisi sempre l'ho sentito nominare sia sui giornali e sia quando era la regina Io agli sempre inizi. mi Quindi. aggiornavo con suo padre. Pippo ci faceva, tuo figlio dove gioca? Nino a Biancavilla, Nino a Cereale. Ma io pure, Poi a Torre Rotta, all'epoca quando era la regina, in eccellenza a Torre Rotta, io l'ho visto giocare. E poi l'altro giorno a Santa Lucia, abbiamo vinto 1-0. quindi Ero presente. Prossima tappa mio padre, porto da mio padre. Con tanto piacere, ci vengo, perché lui è uno come te, uno va sanguigno come una volta. Uno che è stato sempre presente nella mia Oh, vita. eh, Fin da una bambino. persona- giocava dove papà pure. Sì, Ma giocavo così, giocava, attivo sì. questo tempo, non è che Sì. i tornei faceva estivi. Però Era un difensore. devo tanto a lui perché fin da bambino è stato sempre presente, Logico. accompagnandomi a destra. E fa, per forza, se no c'è pure alle spalle qualcuno, non è poteva fare questa carriera, penso. Perché lui vedeva. Perché sono sacrifici che hai fatto tu, sacrifici che doveva fare lui. Sì, Ma per soprattutto lui sacrifici. non c'erano ostacoli, quando si trattava di me Lasciava tutto. lasciava tutto, mi accompagnava ovunque e adesso la stessa cosa sta facendo anche con mio Con tuo figlio. La stessa cosa, sì. Perché vede che vale la pena. Va bene, mi fa piacere e sono contento. Salutiamo il papà di Cristiano Parisi, si chiama, salutiamo. Pippo, Salutiamo Pippo Parisi. piccolo americano, piccolo americano. Americano, sì. Nino, come dico sempre, e non finisce qui. No, e domani c'è l'auto. Domani c'è Nino Sendoni, Domani c'è il presidente di Torre Grotta. Grande presidente, grande presidente. Finalmente, dopo tanto corteggiamento, ce l'abbiamo Persona fatta. per bene, Che lo eccezionale. Sandone ha un rapporto di vecchia data, anni 60, così. Lui e tutta la sua famiglia. C'era un rapporto di amicizia, non si può. Niente. Altra persona, vecchio stampo. Vecchio del- stampo. del calcio di una volta. Appunto. Sì. Lui ha dato tanto a Torre Grotta. Comunque, sono belle cose che ricordano della vecchia. Rimangono, quelli ricordi che rimarranno Sì. sempre. È proprio così. Vabbè, pazienza. La vita Va bene, continua. l'importante è ci siano i ricordi Grazie, buoni. Grazie Nino Donia, Grazie a Niceto TV. grazie a Cristiano Parisi, Grazie a voi. grazie Peppino. A Peppino Battaglia. Peppino. Grazie a voi. Alla prossima. Alla prossima. Ora facciamo una bella foto.